Ciao a tutti, sono Luca, volontario dell'associazione Un Sorriso in Più. Oggi vi porto alla scoperta di Acqui Terme, famosa località termale in Piemonte. Iniziamo la gita dal Duomo di Acqui Terme. La chiesa risale all'undicesimo secolo e proprio di quest'epoca è la bella parte absidale. Molto bella anche la facciata del Duomo, con il portico seicentesco e il portale rinascimentale realizzato in marmo. Entrando nel Duomo si può visitare la sua famosa cripta, con ben 98 colonne, una vera e propria foresta di colonnine, dove per un attimo si torna indietro nel tempo. Lascio il Duomo e a piedi raggiungo la Bollente, graziosa edicola ottagonale costruita nel 1870. Il suo nome non è casuale. Dalla sua base sgorga infatti acqua bollente e curativa a 75 gradi centigradi. Camminando per il centro storico di Acqui Terme si incontra anche la chiesa di San Pietro, antica cattedrale della città. La città è famosa anche per il suo castello. Risalente all'undicesimo secolo, il castello dei Paleologi prende il nome dalla dinastia che per secoli mantenne il dominio sul Monferrato, regione storica del Piemonte. Attualmente il castello ospita il Museo Civico Archeologico. Acqui Terme conserva anche gli imponenti ruderi di un acquedotto romano costruito in epoca augustea. Il viaggio termina sul ponte Carlo Alberto, da dove si può ammirare il fiume Bormida. Lungo più di 150 km, la Bormida nasce in Liguria e sfocia nel fiume Tanaro, vicino ad Alessandria. Il viaggio alla scoperta di Acqui Terme finisce qui. Un saluto da Luca e al prossimo viaggio.